Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo podcast nel canale Veneziano Therapy. Oggi sono qui con Annalisa Manca. Ciao Annalisa, Ciao. grazie per aver accettato il mio invito. Annalisa è una psicoterapista che vive a Belfast in Irlanda del Nord, però ha origini sarde. Ho invitato Annalisa perché sono molto interessato a quello che fa lei, a quello che si occupa, perché usa un approccio olistico e integrato allo yoga. Lo yoga è un qualcosa che ho praticato per diversi anni, ma in particolare usa questo approccio olistico integrato allo yoga, ma anche le pratiche somatiche, tra cui la mindfulness e la respirazione. Tra tanti training che ha fatto Annalisa, ne menziono giusto qualcuno per darvi un'idea di che cosa ha fatto. Ha un PhD in Medical Education, è specializzata in ipnoterapia, in Ashtanga Yoga, in Pain and Reprocessing Therapy e in Brain Working Recursive Therapy. Parleremo di queste ultime terapie, tra cui il Pain Reprocessing Therapy e Brain Working Recursive Therapy, tra poco. Allora, Annalisa, vorrei iniziare chiedendoti cos'è che ti ha portato a questa passione della terapia somatica, perché non Mm. tutti i psicoterapisti si occupano di quello che ti occupi tu, Sì. giusto? Quindi vuoi più o meno portarci da dove tutto è iniziato per te? Guarda, è stata un processo lungo in realtà, quindi parto proprio dall'inizio. Io in realtà ho iniziato come insegnante di yoga. Nel 2013 mi trovavo ancora in Scozia. Ho iniziato a insegnare yoga, allo stesso tempo lavoravo all'università, quindi era una cosa veramente part-time, proprio perché mi piaceva farlo. Quindi ovviamente praticando come praticavo, insegnando yoga, mi rendevo conto chiaramente di come il movimento, il respiro consapevole, il movimento consapevole, il respiro consapevole, la mindfulness, quindi aiutassero me stessa in primis in tantissime cose. Io ho sempre sofferto leggermente, o a volte anche più di leggermente, di ansia e il respiro e lo yoga mi aiutavano incredibilmente. Tra l'altro io ho sempre sofferto, di questa cosa mi sono resa conto recentemente, di dolori, appena mi svegliavo avevo sempre un dolore, nella parte bassa della schiena. E io da che ho iniziato a fare yoga, questo è completamente passato. Comunque, poi magari ne parliamo di più. Sì, Cosa è successo? Ho deciso di fare un dottorato, mi sono trasferita qui a Belfast, nell'Irlanda del Nord, e nel mentre che facevo il dottorato ho insegnato yoga di più, perché avevo più tempo, diciamo, e poi sono passata a prendere un diploma in psicoterapia. Quando è iniziato, il Covid, quindi è stata tutta una cosa abbastanza lunga, quando è iniziato il Covid, chiaramente avevo appena finito il PhD, il dottorato, non era possibile entrare subito a lavorare nel mondo accademico, quindi mi sono dedicata al 100% alla psicoterapia e all'insegnamento dello yoga. Da lì, sono capitate un po' di cose, casuali, nel senso che mi sono imbattuta in un libro. Il libro era Il corpo accusa il colpo. Questo me lo sono scritta, qui un appunto perché l'ho letto in inglese, The Body ok. Keeps Score, di Ah, Bessel sì, van der Kolk. ok. E questo ha iniziato un pochettino a aprire la mente a questa cosa, ok? Il corpo accusa il colpo. Di cosa? Ok? E lì sono passata a leggerne un altro che era di Gabor Maté, che è When the Body Says No. Non so se questo è stato tradotto in Sì, italiano, non l'ho è trovato, stato penso che sia. tradotto. È stato tradotto quando il Sì, corpo dice no? sì, Ok.
E anche qui, insomma, le cose hanno iniziato a chiarirsi, quindi chiaramente queste due persone stavano scrivendo di come il nostro mondo emozionale, diciamo, si poi ripercuota sui sintomi fisici in modi diversi. Sono E due quindi sì, psicoterapisti, giusto? Gabor Mate Gabor Maté, sì, sì, e l'altro autore che hai menzionato Leslie Cork. è anche uno psicoterapista o no? Non mi ricordo, ma sì, sicuramente è nel mondo della Ok. psicoterapia, se proprio non è un psicoterapeuta. Quindi da lì ho iniziato a leggere, a studiare, mi sono imbattuta sempre di più nella teoria polivagale del neurofisiologo Horst e da lì ho detto ok, adesso inizio veramente a studiare e chiaramente la teoria polivagale parla proprio del ruolo del sistema nervoso nel regolare le risposte allo stress e alle minacce. Quindi da lì mi sono imbattuta leggendo, mi sono imbattuta in un articolo che è il Boulder Back Pain Study, uno studio sul ehm, Sulla mal di mal di schiena, schiena. sì, in cui gli autori spiegavano l'utilizzo della tecnica di pain reprocessing therapy, quindi di terapia di Il eh, processo del dolore. processo del dolore e là mi sono presa chiaramente ho fatto il corso e quindi ho iniziato, però anche prima di fare quello, con i miei clienti utilizzavo già l'approccio polivagale, quindi lavorando semplicemente sul capire come il sistema nervoso reagisce agli stimoli esterni e quindi come fluttua, diciamo, durante il giorno da una modalità più attiva a una modalità più calma, diciamo così, in cui poi ci sono tre stati specifici. Ok, quindi questi tuoi clienti principalmente di cosa soffrivano? Ansia? Inizialmente non mi arrivavano, o perlomeno se i miei clienti soffrivano di dolori fisici, inizialmente, prima di fare Pain Reprocessing Therapy e di pubblicizzare il fatto che avessi questo titolo, lavoravamo più che altro su ansia, depressione, le solite cose, diciamo, per le quali andresti da uno psicoterapeuta. Sì, Non veniva fuori il dolore perché non è una cosa che viene fuori da uno psicoterapeuta, a meno che tu non sappia che lo psicoterapeuta si specializza in questo. esatto. Beh, ce ne sono tanti nella tua zona di Belfast che si specializzano in questo, di psicoterapeuti, perché qui in Italia siamo contati già solo anche quelli nell'ambito medico che capiscono la connessione mente-corpo, e già poi ne parleremo, però di psicoterapeuti ancora meno. Quindi non so Guarda, dalle tue parti se io c'è. questo l'ho preso 2 o 3 anni fa e ero l'unica nell'isola d'Irlanda, però penso che adesso ce ne potrebbero essere altri. Ok, e già comunque voi siete molto avanti perché le ricerche sono in inglese e quindi essendo madrelingua inglese, Sì, quindi avete molto più vantaggio rispetto agli altri terapisti italiani o di altri paesi. Penso che ci sì, sia un qualcosa di una barriera all'inizio sulla sì, lingua, no? sì, sì. Quindi da là principalmente l'hai provato su di te l'approccio terapeutico, questo mind body, no? Sì. Questo del tracciamento somatico, eccetera, eccetera, che abbiamo parlato. E poi l'hai, Inizialmente, chiaramente l'ho provato su di me non sapendo non sapendo, cosa ok. stavo facendo. Sì. Come ti ha stupito il fatto dei primi clienti che hai avuto che magari sono arrivati per il dolore in primis? Ovviamente l'ansia sappiamo che si collega comunque anche al dolore, giusto? Poi magari ne parliamo più avanti. Sì, 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 Ti sì. è stupito il fatto di
usare queste terapie per il dolore o per te è stata una cosa molto easy, È stato naturale in realtà, naturale? mi ha stupito non molto. Mi ricordo che una delle mie prime clienti era venuta per dei dolori alle gambe che aveva da molti anni, non poteva dormire. Mm, Abbiamo fatto proprio la pain reprocessing therapy tipica, nella quale si fa un po' di psychoeducation, quindi educazione psicologica, spiegando come il dolore funziona nel cervello, cos'è il dolore neuroplastico, e poi facendo questi esercizi di mindfulness, somatic tracking, che sarebbe tracciamento somatico, quindi di quello che avviene nel corpo. Ma in questo caso è stata un'illuminazione, perché ovviamente essendo anche psicoterapeuta, i discorsi si allargano, ok? E questa persona, io mi ricordo ancora quanto siamo rimaste stupite, un giorno si è ricordata che da piccolina lei doveva dormire con delle strutture, non so, tu sicuramente capirai di cosa sto parlando e lo puoi spiegare meglio, che sì. le immobilizzavano le gambe perché aveva dei problemi alle anche e lei se l'è ricordato con terrore Mm. questa cosa. Cioè lei aveva problemi alle anche in crescita, quindi? Sì, sì, era proprio una Ok, bambina e molte notti, per non so quanto tempo, doveva dormire con queste cose che le ok. immobilizzavano completamente le gambe. Ok, saranno stati dei tutori Il particolari tutore, per non le lo so, gambe. sì. Se l'è ricordato proprio ricordandosi il terrore, di avere queste cose, di svegliarsi la notte non potendosi muovere. E quando abbiamo lavorato sull'emozione, i dolori alle gambe sono spariti. Ecco che abbiamo parlato di tracciamento somatico, che è quindi una sorta di mindfulness per le Sì. persone che non sanno cos'è il tracciamento somatico, è una sorta di mindfulness. Se non sai cos'è la mindfulness, potremmo dire una meditazione focalizzata sul corpo. Però tu hai parlato adesso di emozioni, quindi cosa in particolare, che emozioni, come hai lavorato sulle emozioni su questa ragazza, per dire, giusto per fare l'esempio? Qui erano delle memorie, ok? Mm, Quindi da bambina è stata come traumatizzata da questa esperienza, che poi lei aveva rimosso in qualche modo, e il fatto di ricordarlo già le ha permesso di rielaborarlo. Quindi parlandone e poi aggiungendo la mindfulness, il tracciamento somatico. In questo caso, che cosa? Vi faccio un esempio pratico. Il tracciamento somatico inizia nel identificare una sensazione nel corpo, ok? Questo può essere fatto con il dolore o con qualunque sensazione nel corpo. La identifichi e senza paura, sapendo che questa sensazione è causata da un'interpretazione del cervello, non da qualcosa che sta accadendo a livello fisico. Questo è molto importante e magari lo riprendiamo dopo. sì. Ti concentri in un modo particolare, molto rilassato, questo è importante, sulla sensazione e la segui nel corpo. Solitamente la sensazione si muove, cambia, magari espande in un momento, poi si contrae, magari diventa un po' diversa, pesante, leggera, si muove. Impari ad osservare quello che accade nel tuo corpo senza paura, senza la paura di, oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Ok? Perché questo è Sì. molto importante in chi soffre di dolori cronici. Il primo pensiero è, solitamente, uno dei pensieri è, sarò mai libero dal dolore? Cosa succede se continua? Cosa succede se peggiora? Che cos'è? È qualcosa di veramente brutto che mi sta succedendo? Tutte queste emozioni sono emozioni di paura. E queste si ripercuotono a livello cerebrale, così che il cervello entra in uno stato di pericolo, di allarme.
E qui Questo ci lo spieghiamo, colleghiamo, ok, perché poi qui sto spiegando che cos'è il dolore qui, neuroplastico. qui ci colleghiamo a quella cosa che hai detto all'inizio di Porge sui tre stati del sistema nervoso, giusto? Esatto, entriamo in fight or flight, praticamente, danger. Fuggi o combatti, Fugge o combatti, esatto, oppure addirittura in uno stato di freeze, di congelamento. congelamento, ok, proprio di pausa, come se tutto si fermasse, tutto diventasse surreale, il corpo non vuole muoversi quasi, e questo è proprio lo stato ultimo di pericolo. Interessante, interessante. Quando abbiamo parlato di dolori neuroplastici, perché ovviamente magari chi ci ascolta dice, ok, questa signora aveva dolori, una ragazza aveva dolori alle gambe, abbiamo parlato di dolori neuroplastici, quindi puoi spiegarci più o meno di che cosa si intende per dolori neuroplastici e cos'è la differenza magari da un dolore acuto, a tue parole, insomma, Annalisa. Allora, il dolore neuroplastico intanto solitamente avviene in assenza di cause strutturali, come ho detto prima, ok? Quindi se una persona già arriva e mi dice, guarda, sono stato da 100 medici, ho fatto 100 esami diversi, non c'è niente, io ho dolore. È anche vero che alcune volte ci sono delle cose nel corpo, come per esempio può essere un slipped disc, ricordami, Una protusione, una protusione o qualche, diciamo, qualche degenerazione della colonna spinale e la persona sente dolore, ma ci sono comunque svariati studi nella letteratura che dimostrano che queste sono delle degenerazioni strutturali normali quando l'età avanza è che la maggior parte delle persone le ha, ma non sente dolore. Quindi non necessariamente queste devono dare dolore. Quindi, ritorniamo lì, il dolore neuroplastico, solitamente in assenza di cause strutturali, ma anche spesso con delle, diciamo, condizioni strutturali presenti, ok? Il cervello misinterpreta dei segnali neutri che vengono dal corpo come se fossero dolore. Poi spiego il perché. Li misinterpreta. Sente che c'è qualcosa, per esempio il collo, io muovo il collo, chiaramente il mio cervello sa che i muscoli si stanno contraendo e rilassando per permettermi il movimento del collo. Questi sono dei segnali neutri. Questi segnali neutri, in presenza di certe disposizioni personali, psicologiche ed emozionali, possono venire misinterpretate come dolore, ok? Adesso il dolore è reale. C'è questa parola che non mi piace, psicosomatico, ok? Quando noi diciamo il dolore psicosomatico, solitamente le persone dicono, ah, è tutto nella tua mente, non c'è niente. No, il dolore è reale, è realissimo. Infatti, degli studi, di nuovo, hanno dimostrato che quando delle persone vengono ipnotizzate e gli viene suggerito di sentire dolore, quello che l'elettroencefalogramma mostra è la stessa cosa, gli stessi risultati di una persona che sta sperimentando dolore acuto per una causa fisica, ok? Quindi il dolore è sempre reale, ok? Non ce lo stiamo inventando. Sì, cerchiamo di proprio mettere un punto su quello. Quindi questa sì. parola non mi piace. Quindi che cos'è il dolore? Il dolore è una sensazione che può essere neutra più un pericolo percepito dal cervello. Cos'è il pericolo che il cervello percepisce? Allora, quando immaginiamo che un leone sta arrivando ad attaccarmi, okay, normale qui nel mio appartamento. Il mio cervello percepisce pericolo e lì siamo in pericolo. Il problema è che il cervello non differenzia tra un pericolo reale
esterno e un pericolo interno, psicologico. Che cos'è un pericolo psicologico interno? Può essere tante cose. Ansia, emozioni di paura, perfezionismo. Quando tu sei una persona perfezionista che mette un sacco di pressione su se stessa, su te stesso, questo manda messaggi di pericolo al cervello. Quindi cosa succede? Il cervello entra in danger mode, in modalità pericolo, e inizia a misinterpretare, a osservare sotto una lente di pericolo tutto quello che succede nel corpo. Quindi anche sensazioni che sono neutre diventano sensazioni pericolose. E che cos'è la sensazione pericolosa per eccellenza? È il dolore. Perché il dolore cosa fa? È lì per salvarmi, ha una funzione di sopravvivenza. Se io metto la mano sul fuoco, il dolore mi dice togli la mano da lì perché stai danneggiando il tuo corpo. Ma può essere altre cose, può essere la nausea. La nausea ha la funzione di dire smetti di mangiare quello che stai mangiando perché non fa bene al tuo corpo. Il prurito anche. Quindi non è solo il dolore, stiamo parlando di dolore qui, ma ci sono anche altri Altre sintomi. condizioni. Tra cui, infatti, hai detto il prurito, quindi mi ha fatto pensare subito alla pelle. Sì. La psoriasi, Anche malattie della pelle quella come psoriasi potrebbero essere di quella tipologia, la neuroplastica, secondo te, oppure no? Per quello sì, che da tua se tu esperienza. vai a leggere, se andate a leggere il corpo, The Body Keeps the Score, il corpo mantiene La- come, non mi ricordo la traduzione, il il co- il- corpo accusa il colpo, lì ci sono svariate condizioni, anche quello di Gabor Maté, quando il corpo sì. dice ce ne sono svariate. Sì, avevo lette anch'io. Mm. Psoriasi, quindi potremmo dire altre patologie, giusto per essere più specifici, magari fibromialgia è quella che mi viene magari prima in testa perché è Guarda, la più ovvia. fibromialgia è una diagnosi, praticamente che cosa succede? Hai un sacco di dolori, hai un sacco di sintomi, vai dal medico, non c'è niente, è fibromialgia. Per me, e anche tramite discussioni, allora questo discorso a parte, il mio dottorato è in Medical Education, l'ho fatto con medici, l'ho fatto Sì. nella facoltà di medicina e questa cosa della fibromialgia l'ho discussa tantissime volte e tutti i medici con cui ho parlato sono d'accordo con me, è neuroplastico, assolutamente. È neuroplastico. E quindi, perché nelle persone che mi seguono, ce ne sono diverse con la fibromialgia, sono sicuro perché mi fanno molte domande riguardo alla fibromialgia. Io ho iniziato principalmente questo lavoro nella Mind Body Therapy per il neck pain, per il dolore al collo e cervicale. Poi da Mm. là, ovviamente, in base a tutti gli studi che sono stati fatti al mal di schiena, mi sono portato al mal di schiena. Io stesso ho sofferto, ogni tanto soffro ancora di un po' di psoriasi e quindi sono super cioè, interessato a questa parte di psoriasi. La fibromialgia è la cosa più ovvia che mi è arrivata davanti perché non c'è assolutamente nulla di strutturale che è danneggiato. E poi ovviamente ci sono altre pelvic pain, dolore Sto lavorando proprio ora con una persona che ha pelvic pain. dolore E quindi al pelvico. anche un'altra che viene molto molto spesso, adesso me lo nominano, ma in passato magari non me lo nominavano. IBS, Irritable Bowel Syndrome, Sì, dolore sindrome intestinale, dell'intestino irritabile. esatto. Anche quello io ne ho sofferto anni e anni e anni all'università, ma non c'era giorno che io non avessi dolore, anche insomma, fino a diciamo relativamente poco tempo fa. Ma ora non ce l'ho più. Che quindi diciamo che la terapia, per quanto ti riguarda, la mind body therapy, quindi l'approccio somatico, Mhm. risolve al 100% la problematica. Nel tuo caso è per quello che tu hai sperimentato, giusto? Sì.
Guarda, Ok, mi viene in mente un mio cliente di forse un anno fa e già avevo il pain reprocessing therapy, ma questo cliente non era venuto per nessun sintomo fisico, lui era venuto per ansia generalizzata. Abbiamo lavorato sull'ansia generalizzata. Lui non mi aveva mai menzionato il fatto che lui soffrisse di sindrome dell'intestino irritabile. Lui veniva alle sessioni. Dopo un mese e mezzo, si presenta. Io come sempre chiedo, ma com'è andata la settimana? E mi ha detto, io questa settimana mi sono accorto di una cosa bellissima, io non so se è connessa, io non ho più mal di pancia. E gli ho detto, ma come? Ma avevi EBS? Lui, sì, ma ne ho sofferto per anni. wow, Già. magnifico. Sì, Già. che per te è talmente tanto ovvia la cosa di connessione Sì, psicologica emotiva al corpo che molte persone non se ne rendono neanche conto, non arrivano neanche per quello. sì, esatto. Forse è meglio arrivare lì da te, appunto risolvendo l'ansia, che al contrario, vero? Secondo te Io cos'è? ti dico una Perché la cosa, maggior parte arriva dal dottore per una questione strutturale, e poi non sa neanche che è l'ansia che le porta il problema. ma assolutamente, ma come ho detto, non è poi solo l'ansia, sono delle disposizioni personali che noi abbiamo, come te l'ho detto, anche il mettersi un sacco di pressione psicologica, ma anche per esempio le persone che dicono sempre di sì agli altri, people pleasing. Sì, Mm, sì, sì? ne so qualcosa, Quindi a ero uno di quelli. discapito, esatto, dire sempre sì, anche se comunque la tua capacità fisica e psicologica, se magari ci pensassi un attimo, se potessi, perché poi non è solo il pensarci, sarebbe no, scusa, non posso, ma non è possibile. Quindi anche quello, sono questi tipi di disposizioni psicologiche che io ti dico una cosa, tutte le persone, tutte quelle che sono venute da me per pain reprocessing therapy, alla fine autocritica, pressione psicologica su se stessi, perfezionismo, tendenza all'ansia, alla preoccupazione, ci sono sempre, o una o tutte. Quindi puoi praticamente fare, stilare una personalità o più personalità di chi ha dolori cronici. Sì, E è questo infatti una nel libro necessità. di... Sì, scusa. aiuta a capirlo, cioè fare la connessione aiuta, perché quello è un altro indizio, non solo il fatto che del dolore neuroplastico, di come è fatto, ma anche quindi la personalità, quella fa parte della diagnosi. Esatto. Ehm, del dolore neuroplastico, può andare più nello specifico per aiutare magari chi ci sente, perché abbiamo detto i nomi, fibromialgia, mal di schiena, però ovviamente c'è dei criteri specifici per il dolore neuroplastico. Io ne parlo molto nei miei articoli sul mio blog, ma preferirei che tu lo menzionassi, così la gente capisce meglio. Quali sono i criteri, i principali criteri, magari non li diciamo tutti, del dolore neuroplastico? Allora, io facciamo così. Se io mi stessi chiedendo il mio dolore è neuroplastico, mi farei queste domande, ok? Intanto, il dolore è iniziato in un periodo di stress, per esempio. Lo stress, ricordiamoci che non necessariamente deve essere negativo. Stai pianificando il tuo matrimonio, è un grande stress, bellissimo per carità, ma magari può essere un grande stress. Quindi pensa a questo, è iniziato in un periodo di stress o magari anche di lutto. E ci sono tante persone che si sono presentate e il dolore è iniziato in un periodo di lutto o non solo il dolore, ripeto, anche altri sintomi fisici. C'è stato un infortunio? Sì o no? Se non c'è stato un infortunio, sicuramente è un indicatore di dolore neuroplastico. Se ovviamente escludiamo le cause, ovviamente uno prima va dal medico e si accerta. Ma se c'è stato un infortunio, c'è anche un periodo in cui dici, beh,
diciamo, la ferita, l'injury, L'infortunio. l'infortunio, sì, è guarito. Insomma, il Sì. corpo ovviamente si ripara. Se il dolore persiste per molti anni, per esempio, il colpo di frusta, ok? Sì. Il colpo di frusta in certe nazioni non esiste proprio, ok? Qui, giusto per interesse, è una cosa molto culturale, ok? Però, ok. Il colpo di frusta. Hai avuto un incidente 4 anni fa e hai ancora dolore al collo? Probabilmente neuroplastico, ok? Ok. Poi i sintomi si muovono, senti dolore alla spalla di mattina, poi di sera è dietro nella schiena, poi di notte è nella zona pelvica. Si muove così, quindi non è consistente, diciamo. Questa è un'altra cosa che dice, è probabilmente neuroplastico. Se il dolore è simmetrico, tutti e due i, I gomiti. el- i gomiti, allora è probabilmente neuroplastico, non è una cosa, diciamo, molto normale che facciano male entrambi. Un'altra cosa, se stai facendo qualcosa che ti piace, diciamo che soffri di mal di schiena terribile, però ti piace fare giardinaggio. E quando vai a fare giardinaggio ti rendi conto che ti dimentichi del dolore. Ecco, questo è un'altra modalità, per riconoscere che il dolore è neuroplastico. Poi un'altra cosa, hai avuto un'infanzia difficile, hai avuto traumi in passato? Questo è molto molto importante perché ritorno a quei libri che ho menzionato prima e anche alla teoria di Sarno, che tu conosci molto bene, Alessio, la repressione a livello emozionale causa sintomi fisici, ok? Quindi se c'è un trauma, se ci sono o più traumi, ancora di più, è molto molto probabile che poi ci ritroviamo a soffrire di qualche sintomo. La fibromialgia, per esempio, tutte le persone che conosco che hanno fibromialgia hanno avuto traumi anche molto importanti in passato, ok? Poi questo che stavo dicendo prima, tendi all'autocritica, alla pressione psicologica su se stessa, ad accontentare gli altri, al perfezionismo. E infine hai una diagnosi, ma anche in presenza di una diagnosi, e il mio esempio è sempre quello, è il disco protruso, mi hai Sì, detto. la protusione, Ok. l'ernia. Mhm. Allora sì, anche questo, oppure se è passato molto tempo dall'infortunio. Ci hai dato un sacco di indizi, grazie per averlo spiegato così dettagliatamente. Ma il problema infatti è proprio questa della diagnosi, cioè molte persone arrivano a me o comunque si interessano a queste problematiche perché hanno già visto tantissimi medici, ognuno ne dice una diagnosi diversa, chi ti dice che non c'è niente, chi ti dice che c'è qualcosa, quindi inizi a fare un sacco di giri, spendere soldi su soldi, tempo su tempo. E ovviamente più va avanti il tempo e più il dolore si cronicizza. Ehm, come hai detto tu, magari il corpo di frusta che ti dura per 5 anni e uno pensa, magari nell'impatto dell'incidente è successo qualcosa, si è disillineato qualcosa, Sì. addirittura anche non solo tra pazienti, ma anche colleghi, fisioterapisti che, ahimè, succede anche a loro, che hanno mal di schiena, la pensano dal punto di vista biomeccanico e dicono: "Devo aver qualcosa lì, devo avere qualcosa lì, là sotto", nonostante la scienza, è chiara, che esistono i dolori neuroplastici oggigiorno, però Sì, ma ci sono un sacco di articoli interessantissimi che ho letto poi tramite il corso che ho fatto in Pain Reprocessing Therapy che dimostrano proprio questo. lo psicologo o la psicoterapeuta secondo me ci arriva prima e si apre prima questa veduta. I fisioterapisti si aprono, rispetto già ai medici tradizionali,
perché riusciamo magari forse a capire che c'è il sistema nervoso che dà una mano a questi dolori, ma secondo me, ci vuole ancora un po' di tempo, perché gli studi ci sono, ma quello del Peri Processing Therapy è del 2021 fino 2000 inizio 2022, quindi Il siamo boulder, il Boulder, che è uno dei più grandi, tra virgolette, perché sono 150 pazienti, sì. però non ce ne abbiamo altri grandi e così evidenti, No, no, purtroppo. è vero. Io avevo tentato 2 anni fa di fare una literature review. Ah, ok, Niente. è Cioè, niente. difficile, però oggi ce ne sono un po' di più, ce ne sono un po' di Sì. più, un po' No. di più ce n'è. Sulla fibromialgia magari c'è l'expressive writing, che non abbiamo parlato, io l'ho messo nel mio corso Neurobalance, Ah, che tanto bello. esce lunedì Guarda, 29. sì, che poi è una forma di diary, keeping a diary, no? È una Allora, io forma non di faccio diary. expressive writing, ma questo dello scrivere lo suggerisco sempre ai miei clienti, quindi assolutamente validissimo, hai fatto bene. E un'altra cosa che ho messo è il tapping meditation. Non so, tu sicuramente lo conosci, ecco. Sì, sì, il tapping. EFT, sì, EFT. voglio fare un corso, perché non ne ho abbastanza. Ok, boh, ma io penso che per te viene estremamente facile anche senza corso. Può essere. Sono un po'. Assolutamente. Io l'ho provato sull'emicrania, ho sofferto di emicrania per diversi mesi. Quando arriva uso il tapping e veramente l'ho trovata ancora più efficiente del somatic tracking. Eh, Perché con l'emicrania e il mal di testa è difficile, sì. è molto Infatti difficile. questa cosa qua volevo chiederti, Mm, queste pratiche somatiche, tra cui il somatic tracking, sì. eh, o la mindfulness, quando il dolore è molto acuto, perché poi quello, cosa consigli di fare in quel caso? Allora, guarda, questa non sono io che lo dico, è Alan Gordon, Sì? dal Brain Reprocessing Therapy. Quando il dolore è acuto, no, non si fa il somatic tracking, perché quando il dolore è acuto bisogna capire che il nostro sistema nervoso è in high alert, è proprio campanelli Ok. d'allarme. Pi, 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 pi. Quindi è molto molto difficile. Quindi si usano altre tecniche anche di distrazione, il volume, diciamo. È andata Quando via la voce per un minuto, per un secondo. Cosa hai detto? L'ultima frase? che si usano altre tecniche anche di Ah, distrazione, di si dice, distrazione. per calmare un pochettino il tutto. Quando il dolore, diciamo, già ad un livello 7 su 10, è difficile, è molto molto difficile fare il somatic tracking, se non impossibile. Ok, questo era importante dirlo, perché Mhm. magari uno veramente prova con tutte le sue forze e dire ok, adesso so tutto, ho letto questi libri che tra l'altro metterò in descrizione per le Sì, persone che magari vogliono leggerli. certo. Qualcuno c'è in italiano, qualcuno è solo in inglese, però metterò il più possibile in italiano. Mhm. Ehm, Non so se hai notato anche tu, magari per tua esperienza sono curioso di sapere com'è andata. Le persone che la psychoeducation, quindi la parte principale che si fa all'inizio, quindi dell'educazione al dolore, spiegare come avviene. Sì. Loro magari cioè, è una persona che ha preso subito in una settimana, in una sessione tutto, magari Mhm. non in una sessione ma quasi, Sì. e avviene spesso che si prova a fare tutte le terapie da solo a casa per Sì. velocizzare il processo di guarigione. Mhm. Questo porta ancora più stress, giusto Annalisa? Cioè nel senso, A nonostante volte tu sai tutto, può portare ancora più stress. torniamo lì, che io questo lo capisco, io sono proprio la tipica, ok? Che insomma voglio fare una cosa, la voglio subito, la voglio avantieri, e quindi così. Ma che cosa succede? Che io sto mettendo il mio sistema nervoso
in una situazione di high alert di nuovo. Perché? Perché c'è quella self-pressure, il perfezionismo, anche facendo il somatic tracking. Ah, adesso faccio il somatic tracking, aspetta, Sì, e lo faccio con tanta intensità, con così sì, tanta intensità che il mio cervello entra in allarme e dice... E quindi tu hai voglia di fare il somatic tracking, bisogna farlo veramente con calma. Alan Gordon dice sempre, come se tu fossi un passeggero che si sta godendo la vista, come se tu fossi sulla cima di una bellissima montagna e stessi osservando un tramonto o un'alba bellissima, però con facilità, con un senso di ease, easy, facilità. di facilità. Eh, Esatto. Sì, sì, molto difficile, molto È difficile. difficilissimo, è Perché uno difficilissimo. pensa, sì, mi siedo e aspetto. No, no, in realtà non è che aspetti solo, cioè tu stai lavorando in quel Anche momento. perché quando, quando hai dolore, è anche comprensibile che dici, boh, non ne posso più, basta. Cioè, è difficile entrare nell'ottica di, ok, devo calmare il tutto. Ed è per questo che poi adesso che ho il training, utilizzo la Brain Working Recursive Therapy. Poi spiego meglio, perché Sì, ci questa arriviamo. aiuta proprio in questo caso. Ma Poi infatti, sì. sì, la brain work in realtà era la domanda che volevo farti proprio, quindi siamo arrivati... O Mm. volevi aggiungere qualcosa rispetto a quello che avevamo detto? Ehm, c'era qualcosa che mi è venuto in mente, ma non mi ricordo più. Ok, magari ti La- ricorderai nei prossimi minuti. sì. Ok, quindi insomma abbiamo parlato della terapia, delle personalità, abbiamo parlato del fatto di imparare, la parte di educazione è molto importante all'inizio. Ehm, le storie di storie di guarigione tu ne hai avute già, quindi sai che questa cosa funziona. Purtroppo qui in Italia non si sa che questa cosa funziona. È per questo che ho voluto portare te come italiana che vivi all'estero, nel podcast, perché di italiani che lo fanno non ce n'è, quindi, e soprattutto psicoterapisti. Mm. E manca questa connessione. Mm. Secondo te cos'è che manca ancora, per cui le persone riescono a non fare tutti questi giri, 100 giri da specialisti, se poi in realtà la risposta era già lì davanti. Cos'è che manca? Educazione, manca Il coscienza. parlarne, il parlarne apertamente, perché vedi, adesso tu stai facendo una cosa bellissima. Infatti, quando mi hai detto vieni, ho detto ah sì, subito. Perché se non lo sai, non lo sai. Cioè, più persone ne parlano e più allora verrà la voglia alla gente di anche fare Educazione. questi corsi, di specializzarsi. Anche qui, per esempio, sono stata invitata a fare svariate talks, presentazioni, Sì. una per fisioterapisti e da lì penso che almeno tre o quattro si siano poi presi il PRT. Sì, Quindi perché in questo momento credo sia solo all'estero il training. Non penso io ci sia un training in Italia, ancora. non lo so, non mi sono Non mai... credo, non credo. Però magari arriverà, o magari lo metteremo insieme, lo metteremo su noi, non lo so. Ma E- chissà. Sì. ehm, quindi arriviamo al brain working recoursive therapy, che è una cosa che volevo chiederti che non conosco. Cos'è che Mhm. differenzia quest'altra terapia? La ridico brain working recursive therapy. Sì, la dici benissimo. Praticamente sarebbe terapia di che brain working recursive therapy, terapia che fa un lavoro di ripetizione cerebrale o mentale, ok? Un ricorsivo. Ricorsivo, sì. Esatto. Allora, intanto la brain working recursive therapy non ha niente a che fare
con la Pain Reprocessing Therapy. Ehm, sì, ci sono dei protocolli, diciamo, che si occupano di parti fisiche, ma la ragione per la quale io la utilizzo è perché casualmente avevo fatto il corso di PRT, Pain Representing Therapy, poi avevo fatto il corso di Brain Work and Recursive Therapy e ho capito immediatamente che la Brain Work and Recursive Therapy, per quello che offre, poteva aiutare i clienti che soffrono di dolore. Torniamo lì all'ansia, alle paure, perché che cos'è che, ripeto, che fuel, che Che butta fuoco, che sì, esatto, che accende il accende. dolore. La paura è il ciclo fear, pain, paura, dolore. Noi sentiamo dolore, ci spaventiamo, il cervello entra in danger mode e misinterpreta, quindi è un ciclo. Quindi la prima cosa che bisogna fare, ed è per questo che la psychoeducation, scusa, sto tornando a questo che mi ero dimenticata, è per questo che la psychoeducation è così importante, perché dando una spiegazione al perché c'è questo dolore ed è vero che non c'è niente di sbagliato nel tuo corpo, questo immediatamente dovrebbe tranquillizzare la maggior parte delle persone, diciamo, e questo già avendo meno paura del dolore, affrontando il dolore con coraggio, senza spaventarsi, sapendo che "Oh, tranquillo, questo è solo il mio cervello che sta misinterpretando dei segnali assolutamente, neutri dal mio corpo", questo è già un approccio diverso, okay? Poi magari dopo do anche qualche consiglio se vuoi. Sì, Comunque, stavo dicendo, brain work and recursive therapy non c'entra niente col dolore. Le metto assieme. Che cos'è la brain work and recursive therapy? Qui devo spiegare, leggermente, qualcosa. Lo faccio in modo molto, molto veloce. Intanto si basa sulla neuroscienza, okay, c'è un neuroscienziato, MacLean, che parla di 3 cervelli a livello, evoluzionistico, non biologico, okay, quindi non sto parlando di come il cervello è formato a livello biologico, perché non è così, a livello evoluzionistico. Abbiamo un cervello primordiale, un cervello limbico e un cervello della coscienza. Qui vedrete che sto guardando giù, perché io queste cose le dico sempre in inglese e in italiano proprio non mi vengono. tranquilla. Quindi il cervello primordiale ce lo possiamo immaginare proprio nella parte più profonda del cervello e effettivamente a livello strutturale potrebbe essere il cervelletto e il, Dillo in inglese. ehm Penso sia il cervelletto è il più piccolo, più in basso. sì, è il, brainstem. Ah, Aiutami. ok. Il brainstem è anch'io lo dico sempre, brainstem, quindi è comunque la base del cervelletto che arriva verso la Sì, gola, giusto? sì, sì. E, questo è legato ai bisogni primari e agli istinti, okay, quindi risponde agli stimoli primari legati alla sopravvivenza, che è la cosa ovviamente che il nostro sistema nervoso deve fare, sopravvivenza prima di tutto. Quindi ciò che è pericoloso viene evitato e ciò che viene considerato dal sistema nervoso è safe, allora va bene. Okay, poi lì ci sono un sacco di strati e qui diventa una discussione di 4 ore. Però vabbè, magari ne facciamo un altro. Sì, magari ne facciamo un'altra. Poi, Per me andrebbe bene perché sono appassionato, poi magari non okay. per tutti. Poi c'è il cervello limbico, che è la sede delle emozioni e della socialità, e infine c'è il cervello della coscienza che presiede alla, logica e alla razionalità. Noi tu potresti pensare che noi prendiamo le decisioni con il cervello della coscienza, no, quello razionale, ma invece non è così. In realtà la prima attività e questa era stata erano stati fatti degli studi da, Libet, Benjamin Libet negli anni '80, che ha provato che in realtà sotto, MRI, Risonanza magnetica. magnetica, la prima attività
avviene a livello molto profondo. Quindi praticamente che cos'è? Noi non decidiamo solo con il cervello della coscienza, ma interviene quello primordiale, ok? E l'attività inizia svariati millisecondi prima di quando noi ci rendiamo conto di aver preso una decisione, ok? L'esperimento di Libet, Out of Curiosity, chiedeva semplicemente ai partecipanti di sollevare un dito e utilizzando una specie di orologio con delle lancette che si muovevano, lui chiedeva, dimmi quando hai deciso di sollevare il dito, e lui si è reso conto che l'attività a livello cerebrale era iniziata svariati millisecondi prima della persona di Sì, quando la persona diceva ho preso la decisione di sollevare il dito. Cosa ti dice questo? Che quando noi ci rendiamo conto di un qualcosa, per esempio, noi quando ci rendiamo conto di avere ansia, l'attività nel cervello è partita svariati millisecondi prima. Questo che cosa vuol dire? Che a livello cerebrale ci sono dei collegamenti neural pathways, come lo neurali o neuronali. eh, Collega- pathways, collegamenti, sì. Sì, pathways e collegamento, sì. Anch'io ho questo problema Annalisa, quindi ogni volta devo Io che chiedo tradurre a te. dall'inglese all'italiano. Eh, vabbè, questi neural pathways, quindi immaginiamoci come delle stradine neuronali nel Sì, cervello, delle si stradine. attivano. Quindi cosa succede praticamente? Che quando il nostro cervello ovviamente sta ricevendo stimoli continuamente, in questo momento stai ascoltando e il tuo cervello sta ricevendo stimoli. Il cervello cosa fa? Prima della nostra coscienza, quindi più in basso, diciamo, del cervello della coscienza, sta elaborando tutto quanto. Quando trova un match, una connessione con un'informazione che è già presente nel cervello, il cervello è molto veloce, manda una risposta. Se quel matcha con una cosa che è stata, diciamo, flagged, ehm Diciamo taggata. taggata come pericolosa, il cervello darà una risposta di paura, di ansia o anche di rabbia, ok? Ecco perché è molto molto difficile lavorare a livello conscio, diciamo, a livello del cervello, come che ho detto, della La coscienza. coscienza. Perché tutto il lavoro il cervello l'ha già fatto a livelli della precoscienza, diciamo. Quindi, cosa fa la Brain Working Recursive Therapy? Lavora proprio lì, a livello della precoscienza, ristrutturando, diciamo, il neural pathway, quindi è un lavoro di neuroplasticità in cui cambiamo la risposta che il cervello produce. Quindi io che cosa faccio con il Brain Working Recursive Therapy? Ovviamente lavoro coi pazienti, coi clienti, non pazienti, non mi piace, e loro mi dicono, io solitamente chiedo, dai, che cos'è che ti causa ansia? O che cos'è che ti causa un attacco d'ira? O che cos'è che ti causa paura? A volte anche quello, ok? E lavoriamo su quelle cose, praticamente cambiando la risposta naturale del cervello a queste situazioni. E so che suona assolutamente, ma cosa Complicata. stai dicendo? Ma no, anche come, non è così, non può essere così facile. Ma il feedback dei miei clienti è proprio quello, dice, è così semplice da sembrare impossibile, ma Mm. è così. Magnifico, E magnifico. e quindi, come stavo dicendo prima, un cliente che viene da me per ansia generalizzata, che non mi dice neanche che ha la sindrome dell'intestino irritabile, quando iniziamo a risolvere tutte le ansie mi dice, oh, ma non ho più mal di pancia. E così è avvenuto per altre cose, per tante altre cose, anche per, recentemente ho lavorato con una donna che da un lavoro dal Mandibola?
Dal dentista, non mi ricordo cosa fosse, Sì, non importa, ha sviluppato, ma da 20 anni, un sì, dolore neurologico. sì, Aveva sì. smesso di lavorare e abbiamo lavorato con questo mix, diciamo, di pain Working, progressive therapy, aggiungendo il brain working recursive therapy a tutto ciò che a lei la faceva sentire o ansiosa, preoccupata o altre emozioni. E adesso è tornata a lavorare, è un insegnante, le ho mandato un stupendo. messaggio anche per Natale e mi ha detto: Guarda, ti stavo proprio pensando di come mi hai cambiato la vita. Troppo carina. In realtà ha fatto tutto lei. Stupendo, stupendo perché per te è ancora più profondo secondo me, perché magari chi arriva da me arriva per problemi veramente fisici, vogliono semplicemente risolvere un problema fisico. Ehm, Senza pensare che in questo approccio si migliora in tanti altri aspetti, cioè non solo dal punto di vista fisico, si migliora anche il fatto magari di arrivare ad un'intervista, magari questa, Mhm. e io che magari soffro magari un po' d'ansia, all'inizio so che il battito è accelerato, c'ho la respirazione più affannosa e Sì. semplicemente rifacendo, praticando la mindfulness, praticando questi esercizi, ti cambia veramente la vita perché Sì, perché poi hai un toolbox, hai strumenti degli attrezzi, no? Cioè, come si dice, la sì, cassetta degli esatto, attrezzi è il sempre con toolbox, te. sì, sì, esattamente. E guarda, anche semplicemente perché poi, ripeto, io non è che il brain working recursive therapy l'ho usato da subito, prima utilizzavo semplice, pura brain working, PRT, pain reprocessing therapy. La mindfulness, Quindi, esatto, quindi con la differenza è che con la pain reprocessing therapy lavori cognitivamente, quindi tu identifichi praticamente che cos'è, a cos'è che è il tuo, alla fine il sistema nervoso, l'ansia, che cos'è? Il sistema nervoso che si attiva, identifichi gli stimoli praticamente che provocano l'ansia e piano piano si lavora per praticamente dimostrare al sistema nervoso che in realtà quello stimolo è safe, non c'è bisogno di reagire in quel modo. Chiaramente ci vuole un pochettino più tempo, certo, però sì, può sì. fare. Cosa secondo te dovrebbero fare chi ci segue, magari dice ok, questa cosa è interessantissima, da dove inizio? Da dove Ah, iniziano? da dove inizi? Intanto, se hai il dubbio, è neuroplastico o no, leggi, fatti quelle domande che ho fatto prima, non mi ricordo, Sì, poi magari lo metterai sicuramente a che sì, minuto sono, ti sì, fai sì, quelle sì. domande, se quelle domande rispondi in un certo modo, tu sai che quasi sicuramente, molto sicuramente è dolore neuroplastico. La cosa è innanzitutto essere convinti, quindi magari ti interfacci anche con Alessio, che saprà indicare se il dolore è neuroplastico, se il dolore è neuroplastico insomma un E quindi la altro. diagnosi ci Una vuole. diagnosi, ci vuole una diagnosi, esatto, che ti eh, tranquillizzi sul fatto che il dolore è neuroplastico. Dopodiché si inizia a fare il lavoro cognitivo, quindi che cos'è che mi stressa? Sono una persona che si mette un sacco di pressione, sono una persona che dice sì a tutti quanti, perfezionismo, il perfezionismo è una cosa molto molto Io presente sono molte uno di gente. quelli. Io sono Eh, uno di quelli. sì. E quindi da lì si inizia a lavorare con il sistema nervoso. Cosa succede? Che se io, per esempio, sono una persona molto perfezionista, oppure, ok, utilizziamo il mio esempio, ok? Oltre ad essere perfezionista, io sono generalmente entro in questa situazione di problem solving, risoluzione dei problemi. Il mio cervello è molto felice
lì. Quando io sono in problem solving, il mio cervello è a casa. Hai fatto il Ok? lavoro giusto. Il mio cervello dice, ah, bene, siamo a casa, questo è safe, benissimo. Adesso qui il mio sistema nervoso ha imparato, perché io ci sono stata per anni e anni e anni, ha imparato che quello stato di problem solving è safe, è casa. Come safe, Sì, è è sicuro, è al sicuro. sicuro, è sicuro, ok? Però allo stesso, e questo è a volte difficile da capire, allo stesso modo se io vado a guardare lo stato di attivazione del mio sistema nervoso, non sono certo calma, non sono certo in rest and digest, in riposo e digestione, ok? Dove dovrei essere, sono in fight or flight. Però il mio cervello dice, ah, ma noi siamo sempre qui, va benissimo, ok? Quindi che cosa ho dovuto fare? Io ho dovuto insegnare, dimostrare al mio sistema nervoso che in realtà è sicuro non essere in quello stato, ok? Quindi che cosa ho fatto? E questo viene di nuovo dal Pain Reprocessing Therapy. C'è questa piccola routine che insegno a tutti i miei clienti, tutti, anche se non vengono per il Vai, dolore. È fantastica. Si chiama Recognize, Reappraise and Replace. L'ho tradotta in italiano con bravo. riconoscere, rivalutare e rimpiazzare. Riconoscere, rievalutare, rimpiazzare. Ok? Quindi, il mio esempio, vado a letto, Le 3 R. le 3 R, sì, vado a letto ed entro immediatamente in questo stato in cui il mio cervello è felicissimo di problem solving. Ho una presentazione domani, ah, ma l'ho cambiata la slide, ho fatto quello, ah no, ma non ho prenotato i voli per la Sardegna per dicembre dell'anno prossimo. Ah, aspetta, ma poi dovevo anche pagare quella bolletta. Questo è un problem solving. Cioè, io alle 11 di notte che sto andando a letto, l'indomani mi devo alzare alle 6 del mattino, non è molto utile questo. Quindi cosa fai? Riconoscere, ti fermi un attimo e dici, in inglese io dico, how is this serving me just now? Come questo stato, come mi serve in questo momento? Risposta è no, non mi serve perché ci posso pensare domani. In questo momento sto riconoscendo, ma cosa faccio anche? Mi dico anche, ah, benissimo, sono di nuovo il mio cervello qui si sente a casa perché ci sono da anni e anni che vado avanti così in questo stato di continuo stress, di problem solving, eccetera. Qui il mio cervello semplicemente pensa che questo è lo stato normale. Allora passo alla fase di, e questa, scusa, e questa non è più la fase di riconoscere. Riconoscere è quando mi fermo. Questa è rivalutazione, sto rivalutando quello stato, ok? Poi rimpiazzo. Come rimpiazzo? Probabilmente quando sono a letto, solitamente io faccio questo. Metto le mani sul petto e adesso dici, ah, questo è yoga, tutta quella roba. No. Se tu vai a leggere la letteratura, ci sono studi di neuroscienza che dimostrano che quando noi mettiamo le mani qui, così, immediatamente nel nostro cervello si accendono le stesse regioni che si accendono quando una persona ci sta abbracciando. Quindi sto già dando segnali di safety, di nuovo, di Sicurezza. sicurezza, grazie. Oddio, non mi viene la parola al mio cervello. Quindi sono così. Inizio a concentrarmi non sul mio respiro, solo sull'esalazione. Cerco un posto nel mio corpo in cui sento l'espirazione. Se volete potete provare, trova la respirazione, l'esalazione e senti dove la senti bene e dove si sente piacevole nel tuo corpo. E solitamente magari nel petto, nel naso, nella gola, io la sento come una cascata di rilassamento, solitamente un po' qui nella testa. E mi Mm. concentro su quello. E quando tu inizi a proprio godere di questo stato,
stai dimostrando al tuo sistema nervoso che è sicuro essere lì. Perché il tuo sistema nervoso magari pensa, ah, ma se non sei in problem solving e non stai facendo quello che devi fare, allora magari le persone che devi accontentare non ti piacciono più. Di nuovo, se io inizio a parlare di questo ci rimaniamo altre 4 ore. Ok, Bellissimo, quindi vi sto dando dei piccoli. Quindi riconoscere, rivalutare e rimpiazzare. Ma bellissimo. di qui non è una cosa, qui dicono Stasera, jibber jabber. tutte le No. persone che vedranno questo video stasera sul letto faranno questo esercizio qua e vedranno Sì, l'effetto ma se subito. questo non funziona, mo una tazza di tè caldo, una camomilla, un qualcos'altro, devi rimpiazzare in qualche Sì, modo quello stato che per il tuo cervello ormai è diventato così abituale che è casa. Ed è difficile riconoscerlo, perché tu quando sei in continuo stress 24 ore al giorno, te ne rendi conto. Io ho persone che dicono, ma io non sono stressato. Tu dici, ok. vero, questo mi accade anche spesso a me quando mi chiedono, ma io non, sì, ho dolore, ma non, cos'è lo stress? Cos'è? Io perché poi da fisioterapista adesso sono un po' rivolto verso, molto più rivolto verso la psicologia e quindi tendo a parlare al cliente molto di più di un normale fisioterapista, dei miei colleghi. A me Bravissimo. piace veramente parlare, perché voglio indagare da dove arriva, no? Ehm, e quindi chiedo, sei stressato? Cosa ti sta stressando? Sì. La prima risposta è ovviamente, se questa domanda la fai dopo 10 minuti che conosci il cliente, ti dice no. Soprattutto i maschi, no, no, ma io non sono stressato, ma mi vedi, non sono stressato. Perché questo capita molto ai maschi che siamo Tra molto... l'altro l'email ogni 2 minuti, ma non sono stressato. Esatto, esatto, esatto. Vabbè, siamo in chiusura, Annalisa. Ehm, ti faccio l'ultima domanda. Quali sono i prossimi passi che vorresti vedere nella ricerca e la consapevolezza della medicina oggi? Secondo te siamo all'avanguardia veramente? Oggi ho letto un articolo che Pfizer, quello che faceva i vaccini, ha fatto nel 2025 farà uscire un vaccino Mhm. o un qualcosa per il cancro. Mm, Eh, Ho visto che eh, una persona è già stata vaccinata. vedi? Sì, Io NHS. ho pensato, oh, questo è super all'avanguardia, no? Un vaccino per il cancro, dove in realtà la radice di molte malattie è mentale, no? Nel sistema nervoso. Quindi quanti passi veramente dovremmo fare nella tecnologia per essere tranquilli? Non lo so. Secondo te, infatti, quali sono i prossimi passi che vorresti vedere? Così, Tutto questo ovviamente va benissimo, il vaccino, ok, però i prossimi passi, ma siamo proprio all'inizio. Se tu pensi il Boulder Case Study è sì, uno. siamo all'inizio. Capito? Io adesso più che altro sì, la ricerca, ok, però di nuovo parlarne, condividere il più possibile. E tu, io ripeto, quando mi hai contattato ho detto: "Oh, che bello!" Perché, io l'ho sempre pensato, ho detto: "Ma quanto vorrei portare queste cose in Italia, ma come fa? Son qui." Ma Per quindi fortuna. sì, sì, quindi bisogna assolutamente condividere. Quindi guarda, sì, già tu Leggiamo. fai un fantastico anche, insomma i tuoi social media sono fantastiche. Bisogna condividere le esperienze soprattutto da, clienti, di come ha funzionato, visto che tu ne hai tantissime, son fantastiche, non le ho viste tutte, ma molto belle. Vedremo. Questo sì, ci vuole, di più, di più. Questa è la Quello prima di una serie di professionisti, quindi ci vogliono tutti e due, ci vogliono sì, i, anche, i sì. clienti e i professionisti. Mh-mh. E l'ultima cosa che magari vorrei dire è che non sono poche le persone che soffrono di dolori neuroplastici. Considerando che siamo in Italia,
più di 5 milioni di persone, 5 milioni di persone soffrono di dolori cronici. Mm. Non prendiamo quelli da tumore, cancro, o malattie autoimmuni, che sono la minoranza di questi dolori cronici. Anche dovessero prendere 2,5 milioni, 2 milioni e mezzo, sono tantissimi. E chi vede questo video, o comunque se senti che tu sei un'eccezione al tuo dolore, che sono 10 anni che hai dolore, ne hai girati talmente tanti, che anche i più esperti ti hanno detto convivici, questo Sì. è possibile, si può guarire. Se ce ne sono tanti, Anche tanti che sì. sono guariti. E Adesso che stai senza parlando mi è venuto stregoni. anche in mente un'altra cosa, la sindrome da stanchezza cronica, Sì, italiano, sì. anche quello, anche. Esatto, questo è un altro che magari Mm. faremo una puntata 2, se vediamo cosa ci commentano chi ha visto, e se volete una puntata 2 poi basta che lo scrivete e vediamo un E po' i che feedback. domande. Io sono Eh, contentissimo intanto Anche di io, quello che... grazie. Posso consigliare un altro libro che mi è venuto in mente? Vai, Che è più sulla meditazione. ok? Leggete Joe Dispenza. Ah sì, uno dei miei preferiti. Joe Dispenza, hai un titolo particolare, anche in inglese? Qualunque. Qualunque. Cambia l'abitudine di essere te stesso, forse è quello da dove partirei. Joe Dispenza è uno dei primi nella mia lista anche, assolutamente. Sì, io seguo una tipa che ha, le è venuto un tumore dietro l'occhio, è andata a fare, ha riportato proprio tutto di un workshop, non un workshop, proprio un Semi- retreat con Joe seminario. Dispenza e ha riportato le seconde analisi, diciamo, che ha fatto ai medici increduli, il tumore si è ristretto. E avevamo Incredibile. detto, scordatelo proprio, questo crescerà e basta. Incredibile, forse dovremmo fare veramente un'altra puntata su sta cosa, perché mi interessa, ieri ne parlavo giusto con mia madre riguardo a queste cose qui di tumori, cancri, la connessione sul sistema nervoso. Vedi, nel 2024 siamo molto avanzati magari dal punto di vista tecnologico, ma quello che facciamo secondo me è di tagliare le foglie all'albero invece di andare a vedere quelle radici da dove arrivano. Però ci Sì, arriveremo, ci arriveremo. sì. Grazie mille Annalisa, grazie a Grazie tutti a per te, aver Maurizio, è stato un visto. piacere. Sì, tra l'altro, prima di andare via, non so se vuoi dare come potrebbero connettersi con te, se vorrebbero, se le persone vorrebbero connettersi con te in qualche modo sui social, vuoi condividere Sì, qualche tuo nome, sì, li mettiamo magari nel usa commento al Instagram? video. Ok, Sì, sì, ho Instagram, ho Facebook, ho un sito va web. bene, eh, perfetto. sì, C'è un'ultima cosa che volevi dire prima di terminare? no, solo grazie. È stato... Grazie a te Annalisa. A tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.